Fruttagel, dal 1994 società cooperativa agricola di Alfonsine, specializzata nella produzione di succhi di frutta, tè, bevande vegetali, passate polpe di pomodoro e verdure surgelate. Azienda di riferimento nel campo alimentare, trasforma la migliore frutta e verdura anche da produzione biologica conferita dai soci per offrire prodotti sani e naturali nel rispetto dell'ambiente e del territorio. Fruttagel ti invita a visitare il suo punto vendita ad Alfonsine, dove potrai trovare tanti prodotti di qualità ad un prezzo conveniente. Per essere aggiornati sulle offerte del punto vendita, visita il sito www.fruttagel.it o consulta la nostra pagina Facebook Fruttagel, scelta naturale. Psst, psst. Sai la novità? Stanno per arrivare le linee di biscotti Leonardo da Cesenatico nei migliori negozi, sapori e profumi della Romagna per i palati più raffinati. Cosa? Sì, dall'esperienza delle pasticcerie del dolce salato di Cesenatico ed ispirati al genio di Leonardo e dal progetto Vinciano del Porto Canale di Cesenatico nasce una nuova linea di prodotti da forno con ingredienti genuini e da agricoltura biologica, sapori tradizionali e moderni allo stesso tempo, gusto e benessere con linee natura, bio e bio-vegana, rivolti a coloro che apprezzano la qualità in famiglia in ogni momento. Leonardo da Cesenatico, prodotti da forno di alta qualità, con ricette originali contraddistinte dal rigoroso utilizzo di ingredienti e prodotti made in Italy. Biscotti nelle linee classici, ricetta tradizionale, solo natura, bio, vegana, bio-vegana e benessere integrali senza zucchero, plum cake classico e bio, wafer, torte. Leonardo da Cesenatico, ispirati all'accoglienza e alla tradizione gastronomica romagnola, sta per arrivare sulle vostre tavole. Leonardo da Cesenatico, pasticceri per passione. Ora ci trovi anche nei punti vendita di Conad Pinarella a Cesenatico, Iper Punta di Ferro a Forlì, Dogana Alimentari a Dogana di San Marino, Fiorentino Alimentari a Fiorentino San Marino. E siamo presenti in tutta la catena del Gigante, in Lombardia e per l'Emilia Romagna nei seguenti punti vendita, a Bologna e a Piacenza. Dalla passione per la frutta di natura nuova, tanti gustosi prodotti ottenuti con frutta fresca selezionata che conserva inalterate tutte le sue proprietà nutritive. 100% frutta senza conservanti e zuccheri aggiunti. Tutta la freschezza, la genuinità e il sapore della frutta racchiusi in pratiche monoporzioni da portare sempre con te. Tra i prodotti pensati da Natura Nuova, Frullà, 100% frutta frullata nella pratica confezione richiudibile, la soluzione ideale per avere la merenda sempre con te. E Natura Nuova Bio, solo polpa di frutta biologica ottenuta nel pieno rispetto della natura. In due parole, Natura Nuova, il nuovo piacere della frutta, ma veloce da consumare e per tutti, in ogni momento della giornata, a colazione, a merenda ed anche in ufficio. Take if I got time for a shower, you could jump on the blue line. Take a bus from the station and I'll meet you out there. Get a drink if that's alright. Allora, Francesco San Giorgi, oggi siamo a Cervia, che bella piazza che possiamo calcare, questa piazza è fenomenale, vero Franci? Tutto stupendo e domenica, guardo caso, saremo ancora a Cervia, ma nella pista dove si corre, e partiremo alle ore 9 e speriamo di avere una giornata stupenda come oggi anche domenica. Domenica che sarà una giornata particolare per Cervia, lo dico a Ivan Villini che è il presidente della SD Atletica 2013 di Cervia, perché ci sarà anche lo sposalizio del mare, insomma una giornata particolare, ma oggi abbiamo il Parterre des Rois, che è la piazza Garibaldi, che è la piazza per eccellenza del comune di Cervia. Sì, noi non potendo fare le promesse nella gara della 21 km della FIDAL perché ci sono dei problemi complicati, abbiamo trovato questa scenografia di Cervia che secondo me è molto molto bella e mi sembra che ci sia una bella partecipazione, quindi io sono molto contento di questa cosa. Anche all'interno della giornata c'è sport organizzata dal consorzio Cervia Centro che sta facendo la consulta dello sport, che stanno facendo un ottimo lavoro. Ivan, dillo pure anche tu, perché i ringraziamenti vanno fatti a te e a loro. Certamente, i ringraziamenti sono tutti
dei partecipanti della consulta, perché assieme abbiamo fatto anche l'ecomaratona del Sale, ci si organizza al meglio perché lo sport sia invernale sia quello estivo, e questo è quello estivo perché usiamo l'acqua, mentre invece quello invernale che facciamo nella pista del palazzetto dello sport è proprio totalmente diverso, e quindi 2 giornate sono splendide per Cervia, per lo sport. Un contesto bellissimo, si sente anche dell'entusiasmo dei genitori, degli amici, degli accompagnatori di questi ragazzi, perché c'è la doppia vista, sia l'andata e il ritorno possono essere seguite, e questo effettivamente secondo me è molto accattivante per i bambini, per avere incitamento, perché qui si divertono, corrono, ma hanno anche un lato agonismo abbastanza forte, sempre nel rispetto delle regole. E quindi la manifestazione organizzata qui, il sole ci ha aiutato sicuramente, è un contesto bellissimo. Siamo presenti anche sulla maratonina da porta a porta, perché il calendario sposa ancora quello che è, insomma, una particolare inclinazione a estendere. Io poi personalmente ero presente con i miei sponsor, ma ero autorizzata dal mio presidente, quindi c'è una chiara volontà di aprire a tutti. Il Podismo 2.0 è appena iniziato. È appena iniziato e deve continuare, naturalmente continua su quello che c'è stato, perché io lo sai, lo dico sempre, senza passato non c'è futuro, quindi c'è una buona base, una buonissima base consolidata, questo è il nostro futuro, li stiamo vedendo, ragazzi bellissimi, li coltiviamo, qui nascono dei campioni. Francesco prima ha celebrato la ballerina Marta, che è stata campionessa nazionale WISP a San Patrizio, quindi il presupposto c'è tutto e l'ambiente è veramente troppo bello, quindi un invito a venire alle nostre manifestazioni come domenica, come il 9 giugno a San Patrizio e il 7 luglio Alfonsine e così via tutto il calendario. Io a volte non li riconosco i bambini, da un anno all'altro. Capita solo a me o capita anche a voi, ragazzi? A me mi capita anche da gara in gara, si sviluppano in una maniera bellissima, sempre più belli, perché una volta... Alti, altissimi! Una volta c'erano, e agitatissimi, quello è normalissimo. Una volta c'erano dei belli e dei brutti, dovevamo sempre dire guarda che bel bambino per educazione, però invece adesso si dice, perché è veramente la pura sacrosanta verità che sono tutti belli. Tell me what you want, what you like, it's okay. I'm a little curious too. Tell me if it's wrong, if it's right, I don't care. I can keep a secret, kid. You got my mind on your body and your body on my mind. Got a taste for the cherry, I just need to take a bite. Don't tell your mother, kiss one another, die for each other. We're cool for the summer. Take me down into your paradise. Don't be scared, 'cause I'm your body type. Just something that we wanna try, 'cause you and I, we're cool for the summer. Tell me if I won, if I did, what's my prize? I just wanna play with you too. Even if they judge, fuck it out, do the time. I just wanna have some fun with you. Mi dici il tuo nome? Adelaide, Ciao Adelaide! Maria, Fidelibus! Lara, Sofia, Noemi, Chi sei tu? Benedetta, Ciao Benedetta, e tu? Emma, Ciao Emma! Ciao! E tu sei? Agata, Ciao Agata! Angelica, Oh, che bel nome! Noemi, Perla, Rebecca. E tu sei dell'Atletica Cervia? Sì, Ti piace correre? sì. Sì. Ovviamente non poteva mancare la nostra Marilena. Marilena, una bellissima gara quest'oggi, ci danno anche tempo tra una gara e l'altra di intervistare questi fantastici bimbi, che sono tantissimi quest'oggi. Quanti? Sono 92 perché sono aggiunti anche all'ultimo che eravamo già. Tantissimi, per essere una giornata di pieno sole e quindi di mare, insomma le promesse di Romagna non sbagliano mai. Giornata bellissima, infatti poi la scenografia qua, quanto è bello far ricorrere qua in piazza. Fantastico. Bellissima giornata, sono molto contenta. Bene ragazzi, avanti tutta, brava l'Atletica Cervia che ci porta sempre tantissimi bambini, la loro ovviamente accompagnatrice e insegnante, e qui c'è il nostro Francesco, poi bimbi vi facciamo correre. Adesso che cosa dici tu Francesco? Gli dico
dico a queste ragazze che sono bravissime anzitutto per aver partecipato, poi che faranno una stupenda corsa perché sono tutte più belle del mondo. You might win it. It's like 25 the laughs that you bust out of prison. Something's in the air, something's in the air. It's like that feeling when you're just about to kill it. Take your last shot, you know you're gonna hit it. Something's in the air, something's in the air. Whoa. Something big, I feel it happening out of my control. Pushing, pulling, and it's grabbing me. Feel it in my bones like, oh, whoa. To win the medal, and you work so hard that you knew you wouldn't settle. Hands are in the air, hands are in the air. When they hear you when you thought they wouldn't listen, it's like an anthem that the whole world's singing. Hands are in the air, hands are in the air. Whoa. Something big, I feel it happening out of my control. Pushing, pulling, and it's grabbing me. Feel it in my bones like, oh, whoa. The ground will shake. If we clap our hands, the walls will break. Yo, so loud, won't forget our names. Cause something big is happening. Take this spark and start a fire. Raise this up, we're feeling high. They can't tell it.